Bentrovati, oggi siamo insieme ad Accursio Soldano, giornalista, scrittore, drammaturgo ed è autore recentemente del libro dal titolo Il viaggio in Sicilia di Alberto Caeiro, edito da Leucotea. Allora, intanto ben trovato Accursio, come va? Grazie, buongiorno. No, va bene, va sempre bene, grazie. Meno male, va sempre bene, questo mi piace. Allora, intanto partiamo proprio dal tuo romanzo. Nel tuo libro, Alberto Caeiro, uno degli eteronimi di Fernando Pessoa, intraprende questo viaggio immaginario in Sicilia. Allora, anzitutto, cosa ti ha ispirato a scegliere proprio questo personaggio e a farlo muovere nel contesto siciliano tra cultura, arte, poesia e scultura? Alberto Cairo, sì, come hai detto bene tu, è uno degli eteronimi di Fernando Pessoa ed è sicuramente uno degli eteronimi più famosi di Fernando Pessoa, al quale gli ha fatto scrivere un po' di libri di poesie. Cairo è un poeta soprattutto. Però una cosa che mi ha fatto scegliere Fernando di parlare di Alberto Cairo e non di Fernando Pessoa in prima persona è il fatto che Fernando Pessoa ha dato a Cairo la data di nascita e di morte. Quindi di Alberto Cairo noi sappiamo il giorno in cui è nato e il giorno in cui muore. Poi Fernando Pessoa dice che praticamente Cairo ha passato tutta la sua vita nella casa di campagna di una vecchia zia. Per cui tutto ciò che c'è in mezzo fra la data di nascita e la data di morte è a discrezione di chi se lo vuole inventare. E questo mi dava la possibilità di fare in modo che Cairo facesse tutto ciò che io pensavo potesse fare. Ecco, cerchiamo di non spoilerare troppo il libro, però c'è un incontro importante che Caeiro fa nel tuo libro ed è quello con Filippo Bentivegna, che è uno scultore siciliano noto per il suo Castello Incantato. Ecco, perché hai voluto che questi due personaggi si incontrassero? Allora, Filippo Bentivegna, sì, non so fino a che punto è noto, però Filippo Bentivegna è uno scultore che è realmente esistito. È un signore che abitava a Sciacca, prima è stato emigrato in America, poi è tornato e si è comprato questo pezzetto di terreno e ha cominciato a scoprire pietre. Allora, siccome Alberto Cairo è alla ricerca di una sua identità vera e propria, cioè Alberto Cairo vuole sapere chi è e perché Fernando Pessoa ha pensato proprio a lui e perché lo ha creato. Allora, affinché Cairo potesse avere delle risposte, e non potendo chiedere, non potendo fare queste domande a Fernando Pessoa, era giusto che le facesse a qualcuno che con Pessoa ha qualcosa di simile. Nel senso che Pessoa ha creato tantissimi eteronimi, ma Filippo Bentivegna ha creato tantissime sculture, tantissime facce. Quindi ciò che Pessoa faceva con la letteratura, Filippo Bentivegna faceva con la scultura. E nella mente di Caeo, questo Filippo Bentivegna poteva essere quello che poteva dare le risposte alle domande che non poteva chiedere a Pessoa. Da lì viene l'esigenza di farlo incontrare con Filippo Bentivegna. Ecco. Allora, nel libro, dicevo, ci sono altri due personaggi che mi hanno colpito particolarmente. Volevo che un po' tu ci raccontassi. C'è un personaggio che è quello della locandiera, che è una protagonista che ha una sua importanza, un suo ruolo all'interno di questo romanzo. E come mai hai affidato questo ruolo proprio ad una donna? La locandiera è vedova, gestisce da sola questa locanda che ha a Porto. A quei tempi non ce n'erano locande a Porto, c'erano solo barche di pescatori. E la locandiera in realtà è un omaggio alla mia madrina di battesimo, no? Che sposò per procura, diciamo, no per procura, un matrimonio combinato a quei tempi,
un ragazzo più giovane di lei di 15 anni, e che poi però lui morì per il diabete, che a quei tempi era difficile curare. E lei dal giorno della sua morte fino dal giorno in cui morì suo marito e fino al giorno in cui morì lei, passò un sacco di tempo, praticamente non si tolse mai il velo nero, e andò sempre in giro vestita di nero. E tutte le mattine aveva questa sua, la foto di questo di suo marito, che si chiamava Nino, così come il personaggio che è il marito della locandiera. Tutte le mattine, i pomeriggi, quando usciva a lavorare, lo salutava, andava a lavorare e poi tornava, lo salutava un'altra volta per dire che era tornato. È un omaggio a questa donna che secondo me è una da un certo punto di vista è un'eroina, perché anche se il matrimonio non era stato per amore, ma era stato, diciamo, combinato fra le famiglie, praticamente poi è stato un amore che è durato fino alla morte. Un altro personaggio che fa parte del libro ed è colui che accompagna il lettore all'interno di queste pagine, essendo poi il testimone di questa storia, è Mariano Deida, che è un personaggio attuale, un musicista, un artista, tra l'altro anche un amico comune. Allora, come mai Mariano è finito in questo libro? Perché allora era impensabile che un eteronimo di Pessoa se ne andasse in giro per la Sicilia alla ricerca di Filippo Vendevegna. Ci voleva qualcuno che lo accompagnasse. E io ho sempre pensato che Mariano Deida, che poi in realtà Mariano Deida, insieme alla sua compagna Teresa Bonafede, sono stati quelli che mi hanno ispirato a questo libro, che mi hanno chiesto se era possibile portare avanti questa storia e tirarne fuori un romanzo, perché all'inizio c'era l'idea di un gemellaggio Sciacca a Lisbona, un gemellaggio Filippo Bentivegna a Fernando Pessoa. E siccome Mariano De Ida, oltre che essere un grande musicista, in Portogallo è famosissimo, praticamente lo conoscono tutti per i suoi CD dedicati alle canzoni, alle poesie di Fernando Pessoa. Allora mi suggerì questa tematica che io portai avanti. Quindi mi sembrava logico, quando c'era l'idea di trovare un accompagnatore a Mariano, a Alberto Cairo, che arrivasse in Sicilia, e mi sembrava logico che ad accompagnarla, no, accompagnarlo non fosse un eteronimo stesso, ma fosse un personaggio che realmente conosceva i posti. Quindi Mariano Deida, che conosce realmente i posti, accompagna Alberto Cairo, che in realtà non esiste praticamente. E il tuo libro, tra l'altro, è stato pubblicato proprio in Portogallo, ancora prima che in Italia. Ecco, lì ha avuto da subito un grande successo. Ci racconti come è stato accolto dal pubblico portoghese questo libro? Il pubblico portoghese l'ho accolto benissimo, perché è una tematica pessoana praticamente, e in Portogallo, quando si parla di Pessoa, la situazione cambia radicalmente. È stato accolto benissimo da tutti, è anche uno dei libri che fa parte della collezione di Casa Pessoa di Lisbona. Ed è stato accolto bene anche in correlazione di lingua portoghese, diciamo, perché è stato fatto un audiolibro in Messico, e poi è stato anche come libro di testo in Brasile, in alcune città del Brasile. Quindi è come se, insomma, è come se tu pubblichi un libro su Fernando Pessoa, è come se in Italia pubblichi un libro su Dante Alighieri, ecco, la cosa è questa. Tenuto pure conto del fatto che, al di là dei tabucchi, in Italia non credo che ci siano molti scrittori che abbiano tirato fuori gli eteronimi di Pessoa per farli diventare personaggi reali. Quindi è stato accolto molto bene, è stato presentato al Festival, al Folio, che è il Festival del Libro di Obidos, quando uscì, e poi insomma ha fatto la sua trafila nelle librerie.
Secondo te il mondo dell'editoria italiana è un po' arrivata in ritardo per la pubblicazione del tuo libro? È stata poco attenta, visto che è stato pubblicato dopo in Italia? No, no, in Italia si pubblicano, se ti dicessi un libro al giorno mentirei, se ne pubblicano almeno 5-6 al giorno, no? Io vado nelle librerie e vedo libri pubblicati da grosse case editrici nazionali e però hanno autori che nessuno conosce, cioè, nessuno, il 90% degli autori che viene pubblicato spariscono nel giro di pochi giorni. Io non credo che il mio sia arrivato in ritardo e non credo neanche che ci sia stata disattenzione rispetto a questa pubblicazione. Diciamo che c'erano altre priorità in quel momento, magari la pubblicità è stata fatta male. Ecco. Va bene, allora salviamo l'editoria italiana, Ma sì, ma... mettiamo pace. Ok, il libro in sé ci porta ad interrogarci sull'essenza e sul significato dell'esistenza e anche sul proprio ruolo nel mondo. Potremmo dire così, è una giusta chiave di lettura, c'è anche dell'altro. Io quando scrivo dei libri a me piace far parlare, far interagire personaggi realmente esistiti con personaggi inventati di chiara fantasia. Questo perché uno dei miei temi comuni anche negli altri miei precedenti libri è il tema dell'apparenza, cioè secondo me c'è molto apparire e poca sostanza. Allora, se un dialogo fra due personaggi realmente esistiti diventa veramente di poca sostanza, così come lo è un dialogo fra due personaggi che non esistono completamente e sono inventati. Quindi un incontrarsi fra il vero e ciò che non esiste secondo me può mettere in luce quelle che sono le mancanze rispetto a un'esistenza fatta solo di apparenza e di facciamo così perché è così che si fa. C'è bisogno sempre di qualcuno che non sia uno conosciuto, che ti dica quello qual è la realtà, qual è la strada che dovresti percorrere. Spesso nei tuoi libri c'è quasi sempre un protagonista che si trova a confrontarsi con la morte o con l'idea della morte. Questo è un argomento che da sempre incuriosisce l'umanità e insomma viene affrontato, porta a profonde riflessioni, a domande e anche a speranze. E impone di per sé di chiedersi quale sia il senso della vita. Perché è una costante nei tuoi libri? È un argomento che ti affascina o ti permette di raccontare una visione tua o di proporre delle domande? Come mai è un tema che è ricorrente? Perché prima o poi bisogna fare i conti con la morte, quindi è giusto che, è giusto che uno si trova preparato. Io mi ricordo che quando ero ragazzo facevo dei programmi radiofonici in una radio privata, Radio Argento e presentavo il mio programma dicendo a Curzio Soldano in compagnia di Roland che ha scelto i dischi che ascolterete oggi. E allora a un certo punto poi un sacco di gente cominciò a chiamare, a telefonare dicendo, facendo i complimenti a Ward che aveva scelto dei dischi buoni, oppure dicendo per favore cambia questo che ti sceglie il disco perché non è buono, non sapendo, o non intuendo che Ward era il personaggio, era il diavolo ed era il personaggio del libro Il Maestro e Margherita di Bulgakov. Allora, questa idea di diavolo paradiso, di gente che non sa, però alla fine la morte c'è, e deve venire, è simpatica, voglio dire. Certo, rompe un po' le scatole morire, però siccome bisogna farlo, tanto vale. Dobbiamo fare i conti, no? Ci dobbiamo fare i conti. Sì, sì, sì. Non si può fare niente, è un appuntamento a cui non possiamo mancare, quindi tanto vale prepararci bene.
E allora, intanto io consiglio vivamente questo libro ai nostri ascoltatori e diamo le coordinate perché lo possano acquistare. Dove lo troviamo? Ma, guarda, la distribuzione è in libri co, quindi dovrebbe essere disponibile in quasi tutte le librerie. Ma ecco, in questo caso, come si sa, più che un'editoria conta tanto la distribuzione, per cui alcuni hanno una distribuzione più capillare, altri di meno. Quindi si può acquistare nel sito della casa editrice, si può acquistare nelle librerie, anche se insomma io non credo che una libreria di Catania che non sa nemmeno che io esista abbia il mio libro lì negli scaffali. Oppure si può ordinare su eBay, su tutti Ormai, online praticamente sì, o ormai gli dappertutto. acquisti online sono ampiamente sdoganati e tutti ne facciamo Esatto. uso ed è anche una fortuna perché ci permette di trovare tutto quello che ci serve e di poterlo acquistare. Sì, E ma a cui- la sì, cosa bella è che, ad esempio, se tu vai sul sito della Mondadori e puoi acquistare il mio libro, no? Se vai in una libreria Mondadori, non c'è. è così, effettivamente. Stai lavorando a qualche nuovo libro o progetto? No, cioè, nel Vabbè, senso ma che... me lo dici però così, tipo no. No, Tipo, no, no. non mi rompere le scatole. No, 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 veramente volevo scrivere una commedia, veramente. E poi mi hanno contattato perché c'è una compagnia teatrale che vuole mettere in scena una commedia su un personaggio di cui io avevo già scritto precedentemente un libro, cioè un personaggio sempre di Sciacca che si chiama Giuseppe Bellanca ed era praticamente un costruttore di aerei che poi da qui emigrò in America e cominciò a costruire aerei e diventò praticamente uno dei costruttori più famosi al mondo. Basta pensare, insomma, che se uno esce dall'aeroporto New York, della Guardia di New York, la prima strada che incontra è dedicata a Giuseppe Bellanca. Ecco, questo volevo scrivere qualcosa su questo per adesso, però al momento Il teatro mi chiama. ricordo. Il teatro che chiama, sì. E noi saremo felici anche di parlare di questo nuovo progetto insieme a te. Io ti ringrazio, Curzio, abbiamo cercato di raccontare il tuo libro senza anticipare troppo per non togliere il piacere ai lettori di leggerlo. È sempre un piacere parlare con te. Ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato. Grazie a te e grazie per la bella intervista. A te, grazie.